Buongiorno a tutti, oggi mi sveglio e per il terzo giorno consecutivo siamo sulle testate giornalistiche più importanti d'Italia, compreso il Corriere del Mezzogiorno. Volevo condividere con voi lo sdegno che ho nel sentire parlare il sindaco di Napoli, quale addirittura posso svelare tranquillamente che voleva sposarci. Poi non l'ho fatto perché il 28 c'erano altre cose da fare, doveva sbrigarsi le cose, diciamo, di sua competenza, ma poi alla fine, voglio dire, di competenze ne ha, ma non ne sviluppa nemmeno una, forse nemmeno una. E soprattutto, diciamo, la signora Clemente che continua a ostentare quello che secondo me non sa fare nella vita, parere mio personale, e volevo con voi condividere questo foglio, eccolo qua. Questo è il permesso che io ho, non ve lo faccio vedere. Questo è il permesso che io ho da parte del Comune di Napoli e soprattutto da parte della Polizia Municipale di Chiaia, che ha accettato di eseguire il flash mob, di far eseguire a noi il flash mob a Piazza del Plebiscito, con parere favorevole. Quindi dico, si parla di multe, si parla di cose, ma multe di che? Mi avete dato il permesso? Avevo le autorizzazioni ed è solamente un pregiudizio. Mi dispiace per il comandante Esposito, che giustamente fa il suo lavoro e magari forse non lo hanno nemmeno avvisato, e sono dispiaciuto di questo, perché poi che ben venga che la polizia, che le istituzioni facciano il loro lavoro in modo giusto, soprattutto per chi come noi, persone per bene. Noi abbiamo bisogno che la polizia faccia il loro lavoro. Però si parla di una stangata da 30.000 euro. Ma stangata di 30.000 euro se non hai permessi. Se mi date i permessi è come chi passa il semaforo rosso grazie a magari un posto di blocco della polizia. La polizia ti fa passare e poi ti ferma un metro più avanti e dice no, devo farti la multa perché sei passato col rosso. State facendo lo stesso gioco. Dico, siamo su tutti i giornali nazionali, dappertutto, voglio dire, addirittura qualcuno scrive lo scandalo, la festa della vergogna, come se avessimo sfilato nudi e avremmo ucciso qualcuno in diretta. Addirittura il sindaco di Napoli ha detto una cosa molto brutta quanto mi riguarda. Per quanto ci riguarda, noi posso dire napoletani, perché io mi sento di difendere questa città come fosse la mia, quindi ha detto: non è la Napoli che voglio vedere. Immagino, se la Napoli che vuoi vedere è quella che stai facendo tu, siamo veramente nei guai più totali. Quindi mi dispiace perché addirittura c'era la volontà di sposarmi, quindi avevi la volontà di sposarmi, sindaco, quindi mi dispiace veramente, mi dispiace perché si sono coinvolti tutti, addirittura qualcuno giustamente chiede le dimissioni sia del sindaco e sia della signora Clemente. La signora Clemente che con un permesso fatto giorno 15, quindi 10 giorni prima del flash mob, non lo è a conoscenza. Dico, controllate i vostri uffici e vedete che forse qualcosa non funziona, perché se non vi hanno avvisato o non siete nessuno o avete gli uffici che non funzionano bene. Anzi, quindi noi paghiamo i vostri stipendi e voi non fate quello che dovete fare. Dico, la mattina avete un compito da svolgere e non lo seguite. Quindi, ma sono veramente, veramente amareggiato, ragazzi, perché si sta continuando a parlare di una cosa che veramente siamo dispiaciuti. Ecco, questa è la cosa che ci sta ferendo più di tutti. Scandalo. Addirittura la Repubblica scrive nozze trash, carabinieri, non so, il comune. Tutti sconcertati da due che si amano. La festa della vergogna, ragazzi. La festa della vergogna. Due che si amano e si giurano amore davanti a tutta l'Italia sono da vergognarsi. Ma e i politici che dovrebbero fare? Se dovremmo vergognarci noi, ci vorrebbe la polizia politicante
ci vorrebbe la polizia, dicevo, diciamo, politicante per giudicare gli operati di chi viene pagato da noi e poi non fa nulla. Quindi vabbè, in tutta questa storia mi dispiace solo perché stanno usando la parola matrimonio e nozze con svariati termini che fanno del male, diciamo, nel senso, dire il matrimonio della vergogna penso che sia un po' esagerato. Vabbè, io ho rilasciato delle interviste solo al momento, al mattino, insieme al giornalista Vacalepre. Il resto non sono mie dichiarazioni e quindi attendiamo la possibilità di poter dimostrare a tutta Italia che il sindaco, eccolo qua, questo è il foglio, il sindaco e la polizia locale di Chiaia, polizia municipale locale di Chiaia, mi hanno autorizzato a fare il flash mob. Quindi questo è il motivo per il quale io nel mio video ho ringraziato, come vedete da questa fotografia, si ringrazia il Comune di Napoli e il sindaco Luigi De Magistris per la gentile concessione, perché il permesso mi è arrivato dal Comune e ovviamente a capo del Comune c'è il sindaco, quindi diciamo che figurativamente uno ringrazia il sindaco. Con la mail della polizia di Chiaia che erano a conoscenza assolutamente del flash mob, che è durato 5 ore, quindi pensate, una piazza importante come piazza del Plebiscito per 5 ore bloccata, se non sono venuti a controllare se avevamo i permessi per poter fare quella festa. Va bene, amareggiato, vi do la buona giornata.